Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Tutto pronto a Lampedusa per accogliere Leone XIV, domani visita pastorale del Pontefice per lanciare un messaggio forte su accoglienza, dignità umana e salvataggio delle vite in mare. Omaggio a Papa Francesco e messa nella cattedrale a cielo aperto dell'Arena. Strage di Altavilla, condannati all'ergastolo Antonio Barreca e la coppia di Santoni, Massimo Carandente e Sabrina Fina. È il giorno della giustizia, ha commentato la madre della vittima, torturata fino alla morte assieme ai due figli durante l'esorcismo di 2 anni fa. Segue le orme del padre, finito in carcere per tentato omicidio. A Catania arrestato un 30enne che voleva strangolare la compagna. Il padre lo scorso aprile aveva accoltellato la moglie in strada nel quartiere di Picanello. Sempre a Catania colpi di pistola contro una macelleria, 6 fori nella saracinesca di un'attività gestita da una famiglia. Indagini in corso della squadra mobile. Lunedì nel capoluogo etneo arriva la commissione regionale antimafia. Bonifica dell'area, nuove fototrappole, illuminazione pubblica e una strada da riconvertire a via di transito. Sono gli interventi annunciati dal comune di Gela sulla discarica abusiva tra cantina sociale e Sette Farine alla periferia nord della città. Il Golfo di Catania scelto dai delfini come habitat naturale. Assieme all'associazione Mare Camp che si occupa di censirli siamo andati in mare per cercare di avvistarli. E adesso il calcio, dopo varrà anche Emilio Longo, firma con il Catania per l'ex Crotone, contratto biennale con opzione per il 3° anno. Ancora ben trovati, lo avete sentito in apertura, domani a Lampedusa la visita pastorale di Papa Leone XIV. Sull'isola c'è tanto fermento, c'è tanta attesa per il pontefice che pregherà per le vittime dei naufragi. Ci sarà anche un omaggio a Papa Francesco e poi la messa nella cattedrale a cielo aperto dell'Arena. Un messaggio forte, quello di Papa Leone XIV sull'accoglienza, la dignità umana e soprattutto sul salvataggio delle vite in mare. Sentiamo Davide Sardo. Lampedusa si prepara a vivere una giornata storica. Domani Papa Leone XIV sarà nell'isola, simbolo delle migrazioni, una tappa significativa del suo pellegrinaggio lungo le rotte dei profughi dopo la recente visita alle Canarie. Il pontefice inizierà la sua permanenza con una preghiera nel cimitero di Cala Pisana, davanti alle tombe delle vittime dei naufragi. Poi raggiungerà il Molo Favarolo, dove benedirà la targa che intitola lo scalo a Papa Francesco, protagonista della storica missione a Lampedusa nel 2013. Momento centrale sarà la messa nello stadio Arena, trasformato per l'occasione in una grande cattedrale a cielo aperto. Accanto all'altare troveranno posto la Madonna di Porto Salvo e l'antico crocifisso della cattedrale di Agrigento. Le opere liturgiche realizzate da Igor Scalisi Palminteri richiamano il mare, la migrazione e la speranza, mentre una linea rossa ricorda le vite perdute nel Mediterraneo. Alla vigilia dell'arrivo del Papa, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano parla di una carezza per le vittime delle migrazioni e di un messaggio chiaro: la vita umana va sempre salvata. Intanto, dopo l'intervento del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, scongiurati i disagi legati allo sciopero del personale aereo che rischiava di bloccare migliaia di fedeli diretti sull'isola. E noi seguiremo questa visita del Papa con una diretta, seguiremo anche tutta la messa che verrà officiata dal Pontefice, ma già dalle prime ore del mattino con i nostri telegiornali, con la rassegna stampa, insomma avremo dei collegamenti appunto con Lampedusa. Adesso cambiamo argomento e parliamo della strage di Altavilla. Nella tarda serata di ieri l'attesa sentenza di condanna all'ergastolo per Antonio Barreca e la coppia di Santoni, Massimo Carandente e Sabrina Fina. È il giorno della giustizia, ha commentato la madre di Antonella Salamone e nonna di Kevin ed Emmanuel, che sono stati seviziati e torturati fino alla morte durante l'esorcismo avvenuto 2 anni fa. Manlio Viola.
Sono stati 2 anni difficili, sono rimasta in piedi attendendo oggi, il giorno della giustizia. È il commento di Rosalia Licata, la mamma di Antonella Salamone e la nonna di Kevin ed Emanuele, le 3 vittime della strage di Altavilla. Nei corridoi del Palazzo di Giustizia di Palermo l'atmosfera è quasi surreale quando sta per arrivare alla mezzanotte e viene finalmente pronunciata la sentenza. Ergastolo per Giovanni Barreca, marito e padre delle 3 vittime seviziate fino alla morte per scacciare il demonio, e per i 2 santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. La seconda sezione della Corte d'Assise di Palermo ha considerato Barreca in grado di comprendere la gravità delle sue azioni, nonostante lui continui a mostrarsi pazzo e sicuro di aver fatto la cosa giusta. Fra l'8 e l'11 febbraio del 2024 avrebbe insieme a Fina e Carandente, con l'aiuto anche della figlia maggiorenne Miriam, seviziato e ucciso prima la moglie Antonella Salamone, poi il figlio Kevin di 16 anni e alla fine il minore Emanuele di soli 5 anni. La Corte ha stabilito anche un risarcimento di €1 milione per i familiari immediatamente esecutivo. Resta libera, ma è in cura invece Miriam, la figlia maggiore, giudicata dal Tribunale dei minori perché all'epoca dei fatti, nel 2024, aveva 17 anni quando la strage fu compiuta. Condannata a 12 anni in primo grado, a marzo scorso Miriam è stata invece assolta in appello perché giudicata temporaneamente non in grado di intendere e di volere. La perizia che ha portato a questa sentenza è stata però segretata dal Tribunale dei minori e dunque non se ne conoscono i dettagli. E adesso la cronaca a Catania, un tentato femminicidio dall'inquietante retroscena familiare. È stato arrestato un trentenne che voleva strangolare la compagna, ma pensate che il padre dell'uomo è in carcere per aver cercato anche lui di uccidere l'ex moglie a Picanello. L'episodio è accaduto pochi mesi fa, ad aprile. Sentiamo Tonino De Mana. Ha tentato di ammazzare la compagna ferendola gravemente. La particolarità è che il 3 aprile scorso il padre dell'uomo aveva fatto la stessa cosa, ovvero aveva accoltellato questa volta l'ex moglie ferita in strada a Picanello con una serie di fendenti e poi sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il trentenne ha invece tentato di uccidere la compagna picchiandola e tentando di strangolarla. L'aggressione è avvenuta mentre la donna era in videochiamata con un'amica che ha assistito alle prime fasi delle violenze, allertando le forze dell'ordine. Per entrare nell'abitazione della coppia, la polizia ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco perché nessuno apriva la porta. Una volta dentro, gli agenti delle volanti hanno trovato l'uomo a letto che faceva finta di dormire e la donna con il volto tumefatto ed evidenti segni di violenza. La vittima dell'aggressione ha riportato la frattura del naso e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Dal racconto delle amiche è emerso che l'uomo aveva una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la quale aveva instaurato una relazione sentimentale da meno di un anno, ma nel febbraio scorso la polizia era già intervenuta a casa della coppia per un episodio di violenza domestica. Nel 2023 il trentenne era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze ai danni di un'altra donna, l'ex moglie. E sempre a Catania, le strappa i vestiti e cerca di violentarla in ascensore. L'aggressore è un ventenne straniero che è stato arrestato dalla polizia. Ferita anche un'altra donna. Il fatto è avvenuto nella zona di Corso Sicilia, a Piazza della Repubblica. Ci dice tutto nel servizio Eva Spampinato. Le 2 donne stavano rientrando a casa quando sono state aggredite da un giovane straniero mentre entravano nell'ascensore del loro palazzo. Il ragazzo avrebbe prima scaraventato violentemente a terra la più grande, quindi bloccato l'altra, e dopo aver trascinato la 57enne fuori dall'ascensore avrebbe strappato alla giovane i vestiti con l'intento di abusare di lei. La 39enne a quel punto avrebbe afferrato un monitor per computer e avrebbe colpito il ragazzo alla testa, riuscendo così a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le urla hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, l'aggressore fugge, un altro ragazzo che era in strada lo vede, inizia a rincorrerlo, contatta nel frattempo il 112 e dà indicazioni in tempo reale sulla sua fuga. La pattuglia dei carabinieri arriva per tempo e ferma l'aggressore in piazza Turiferro, la stessa piazza dove nei mesi scorsi si sono verificati accoltellamenti e dove i vandali hanno messo KO il nuovo sistema di nebulizzatori da poco inaugurato. Il ventenne straniero è stato dunque arrestato. E colpi di pistola sono stati esplosi contro una saracinesca di una macelleria a Cibali 6. I bossoli rinvenuti dalla polizia, non si esclude l'ipotesi del racket. Intanto lunedì a Catania si riunisce la Commissione regionale antimafia. Sentiamo.
Potrebbe esserci l'ombra del racket dietro la sparatoria ai danni di una macelleria equina in via Stazzone nel quartiere catanese di Cibali. Almeno 6 le pistolettate esplose in piena notte contro la saracinesca dell'attività commerciale gestita a conduzione familiare. A sparare, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un malvivente con il volto travisato che si trovava a bordo di uno scooter in compagnia di un'altra persona. Sul posto, allertati da una telefonata al 112, sono arrivati gli agenti delle volanti per il primo intervento e la scientifica che, dopo un sopralluogo, ha trovato 6 bossoli di pistole in strada in corrispondenza della saracinesca. Sulla vicenda indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura di Catania che si muove in tutte le direzioni, non tralasciando alcuna ipotesi investigativa e valutando anche se ci siano collegamenti con altre sparatorie avvenute nell'ultimo periodo in città. Una spirale di violenza che contestualmente è un incubo in cui sembra piombato il capoluogo etneo. Non a caso lunedì a Catania è previsto un vertice della Commissione regionale antimafia. Il Tribunale del riesame di Catania ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Nico Pandetta, il cantante neomelodico coinvolto nell'inchiesta Abisso su un traffico di droga tra il clan catanese Cappello Buonaccorsi e la cosca siracusana di Santa Panagia. Secondo l'ipotesi d'accusa, Pandetta avrebbe fatto da intermediario tra i due gruppi criminali durante la detenzione. Tra 45 giorni i giudici depositeranno le motivazioni della decisione. E adesso invece una notizia che arriva da Palermo. L'assessore Fabrizio Ferrandelli girerà con la scorta. A stabilirlo il prefetto Mariani dopo le minacce e le aggressioni subite negli ultimi mesi dal componente della Giunta La Galla. Ferrandelli da tempo ha intrapreso una politica di contrasto agli abusivi che occupano le case popolari. Dopo la prima misura dello scorso novembre, adesso avrà una tutela continua. Solidarietà piena dal mondo della politica. E adesso torniamo a parlare delle discariche, della discarica, anzi abusiva, tra Cantina Sociale e 7 Farine di Gela. Dopo il nostro servizio il Comune ha annunciato una serie di interventi, tra cui la bonifica dell'area, nuove fototrappole, illuminazione pubblica e una strada da riconvertire a via di transito. Gerry Italia. Dopo il nostro servizio con la denuncia dei residenti e il sopralluogo effettuato questa mattina, il Comune prova a voltare pagina sulla discarica abusiva tra Cantina Sociale e 7 Farine. L'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, insieme ai tecnici comunali, agli operatori di impianti SRR, ai consiglieri comunali Lorena Labiso e Giovanni Giudice e ai rappresentanti del comitato Ore 8, ha verificato lo stato dei luoghi, segnati danni di abbandono di rifiuti e dai roghi notturni che preoccupano i residenti per i fumi sprigionati a pochi metri dalle abitazioni. E proprio mentre ci troviamo qui, durante il sopralluogo, l'ennesimo rogo, vedete alle mie spalle si è alzata una alta colonna di fumo nero ed è l'ennesimo rogo di rifiuti nella zona. Il primo intervento sarà la bonifica dell'area con la rimozione dei rifiuti e dei cumuli dati alle fiamme. Contestualmente il Comune punta a rafforzare i controlli con nuove fototrappole e attivare l'illuminazione pubblica. Con questo intervento potremmo veramente risolvere un problema che ha un doppio scopo: viabilità e controllo della stessa zona. L'obiettivo è anche quello di trasformare la strada sterrata in una vera via di collegamento, mettendo fine all'isolamento che negli anni ha favorito gli scarichi abusivi. Il comitato intanto continuerà a vigilare sull'area. Io non riesco a capire perché la gente deve rischiare la denuncia penale e buttarla qua quando potrebbe benissimo portarla all'SRR e converire tutto tranquillamente rispettando l'ambiente. I consiglieri comunali Alabiso e Giudice presenteranno una mozione per sostenere gli interventi annunciati. Per i residenti adesso la priorità è una sola: trasformare gli impegni presi durante il sopralluogo in risultati concreti. E adesso notizie più leggere. Il tour della SF24 fa tappa a Palermo. La Ferrari del campionato del mondo di Formula 1 in mostra al Politeama. Tanti i fan e gli appassionati che stanno facendo la fila per vedere da vicino la rossa. Marco Gulla. Una rossa davanti il Politeama Palermo. Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli, prosegue nel capoluogo siciliano il tour della SF24, la monoposto della Ferrari che ha preso parte al campionato del mondo di Formula 1 nel 2024. Fino a domenica cittadini e appassionati avranno l'opportunità di vedere da vicino la rossa per ammirarne la sua bellezza e scattare una foto ricordo. Ci sono tantissime persone, quindi siamo veramente molto contenti. Questa è l'ultima tappa del tour estivo che poi porterà l'Audi
auto a Monza per il GP, abbiamo fatto Bologna, abbiamo fatto Napoli, adesso siamo qui e l'accoglienza che abbiamo ricevuto da Palermo è stata veramente pazzesca. E se in questi ultimi anni la Ferrari non ha fatto gioire molto i suoi tifosi, vedere la rossa da vicino è sempre una grande emozione, una passione che non ha età. Io faccio anche le nottate, le mattinate. Gioia e dolori sono, la Ferrari per me è gioia e dolori, ma mai nessuno mi separerà da questo amore. Sì, tantissimo, anche perché mio marito è patito di Leclerc, della Ferrari. Lascia il suo segno, il rosso Ferrari è un mito, è un'icona, emozioni, basta così. E adesso andiamo nel Golfo di Catania, che è pieno di delfini che lo hanno scelto come habitat naturale. È andata per noi Lorena Dolci. Saliamo sulla Tommy, una barca a vela sequestrata agli scafisti, adesso di proprietà di Mare Camp, un'associazione di volontariato certificata nel monitoraggio dei cetacei. Si mollano gli ormeggi e lasciamo il porto di Catania alla ricerca di delfini. Quasi ogni giorno li vediamo, però il golfo è grande. Questo golfo rappresenta l'habitat giusto per tursiopi e stenelle, le due specie di delfini che qui si stanno moltiplicando, creando anche problemi ai pescatori. Dei tursiopi fotografiamo la pinna che è come una firma, ogni pinna è diversa. Spesso riusciamo a fotografarli con la testa di fuori che ci guardano. Qui sono interessati a noi e quindi sono venuti loro sotto il gommone, continuano a seguire il gommone. Le berte e i gabbiani volano a pelo d'acqua, il mare ribolle per la presenza di tonnacchioli affamati, ma dei nostri amici delfini nessuna traccia. Loro sono mammiferi, quindi sono anche un indicatore dell'ecosistema, se va bene, se non va bene, quindi perché seguono il cibo tendenzialmente. Questa è l'app che utilizziamo per segnalare, diciamo, tutti i punti d'avvistamento, che poi vengono riportati sul database e ci permettono di analizzare poi a fine stagione tutti i dati. Per localizzare eventuali presenze caliamo l'idroforo, un microfono subacqueo. Praticamente riusciamo a ascoltare i suoni del mare. Noi lo utilizziamo per registrare appunto i suoni dei cetacei. Quando ormai abbiamo perso le speranze, ecco che i delfini dispettosi finalmente appaiono. Eccolo, lo vediamo. Che specie è? Un tursiope. Spesso loro utilizzano le onde come trampolini di lancio per immersioni veloci, quindi saltano fuori per potersi immergere velocemente, ma anche per semplicemente giocare, fare un po' di surf. Il comune di Militello in Val di Catania ha conferito la cittadinanza onoraria a Michelle Hunziker. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Giovanni Burtone durante la presenza della conduttrice in Sicilia per le nozze della figlia Aurora Ramazzotti. Il legame tra la Hunziker e il borgo risale all'adolescenza, quando conobbe Militello grazie al suo primo fidanzato, figlio di emigranti del paese, e venne poi ricordato pubblicamente anche a Sanremo con Pippo Baudo. Qui vediamo appunto le immagini del sindaco Burtone che conferisce questa cittadinanza onoraria appunto a Michelle Hunziker. E adesso invece la musica a pienone allo stadio Franco Scoglio di Messina per la doppia data del concerto di Max Pezzali. Tra i successi degli 883 una scenografia ricca di icone degli anni 90. Eva Spampinato. Max Pezzali omaggia la città di Messina, così. Il maxi schermo che proietta le immagini del mitico allenatore Franco Scoglio, a cui oggi è dedicato lo stadio, che in questi 2 giorni si è trasformato in un catalizzatore di emozioni e ricordi, e una panchina in movimento con le maglie del Messina in bella mostra. Doppio sold out per il Max Forever Tour, in un viaggio tra grandi successi degli 883 e le emozioni degli anni 90, che sul palco rivivono anche grazie alla scenografia. Un Walkman, la Nintendo, un vecchio cellulare, un giradischi, gli occhiali da sole e il pupazzo One, tutti in formato gigante, tutte icone degli anni 90. Non è caldo ma sei tu che alzi la temperatura, con i fiori ma sei tu che profumi l'atmosfera.
Pezzali riempie gli stadi in tutto il paese, a Messina richiama fan entusiasti da tutta la Sicilia e dal sud Italia. Non si risparmia e porta a termine una serata con una scaletta di ben 27 brani. Noi facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Finalmente è fatta, il Catania ha un nuovo allenatore, si chiama Emilio Longo. Oggi la firma con il club, con la società. A tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, la Serie C. Dopo Varrà, il Catania ha ufficializzato l'accordo con l'allenatore Emilio Longo. L'ex Crotone ha firmato un contratto biennale con opzione del terzo anno. Sentiamo Sergio Colosi. Adesso è ufficiale, Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania. Giunto in città ha incontrato la dirigenza per definire gli ultimi dettagli di un contratto che lo lega al club rossazzurro per i prossimi 2 anni, con opzione del terzo a favore del Catania. Nel comunicato gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti. In sede, oltre che con il vicepresidente Grella, si è confrontato con il nuovo DS Varrà. Con quest'ultimo sono state gettate le basi per la prossima campagna acquisti, pianificando l'ormai imminente ritiro che si svolgerà in 2 fasi, la prima in sede al Massimino, la seconda a Norcia in Umbria, dove la squadra disputerà alcuni amichevoli prima di preparare l'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Vicenza, in programma il 9 agosto. Il primo a lasciare Catania con destinazione Virtus Entella è stato l'attaccante Forte. Motivati e con un forte senso di appartenenza è il profilo di calciatori che il club etneo cerca sul mercato. Tra questi il difensore centrale Jonathan Spedalieri, nato a Biancavilla, svincolato e la scorsa stagione a Renate. Da valutare nella prima fase del ritiro l'ala destra Alessio De Angelis. Il vice Dini potrebbe essere la giovane promessa Cristian De Falco. Dialogo aperto con l'Ascoli per Gori e Del Sole, con il Cosenza per Andrea Rizzo Pinna e con il Crotone per Vinicius, Musso, Zunno e Di Pasquale. Ci fermiamo per un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Bentornati in studio, c'è una notizia che arriva da Gela, dove ci sono stati 2 furti, altrettanti danneggiamenti nell'arco di 4 giorni nella sede della Croce Rossa. A inizio settimana c'era stato un primo colpo messo a segno nella struttura di via Madonna del Rosario con danni notevoli. Ieri notte un altro raid dei ladri, scoperto questa mattina dagli operatori che proprio ieri per l'intera giornata erano impegnati nel servizio ai fedeli durante i festeggiamenti della Madonna delle Grazie. È stata presentata una denuncia e gli agenti di polizia del commissariato hanno avviato le indagini. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.